libero? Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Adesso mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che ti piacerà. Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Batti in aria le mani e poi falle vibrare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Butta in aria le mani e poi lasciale andare. Muovile ora con me, un po' di qua, un po' di là. Butta in aria le mani e poi lasciale andare. Muovile ora con me, un po' di qua, un po' di là. Adesso che hai capito certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Batti in aria le mani e poi falle vibrare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare. Batti in aria le mani e poi falle vibrare. Se fai come Simone. Buonasera Antonino, a te la linea. Grazie a te. Batti in aria le mani e poi farle vibrare. Se fai come Salvatore non puoi certo sbagliare. Era il 1968 e questo era il ballo di Simone. Signore e signori, Giuliano e i notturni, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1238 di oggi, martedì 21 luglio 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il WhatsApp, che dir vogliasi, oppure 0292947222 per il telefono, e naturalmente attendiamo le vostre osservazioni, anche perché questa sera alle 18:40 avremo la scuola di magia con il senatore Claudio Borghi Aquilini e si parlerà del caso Roggero, signore e signori. Alle ore 20, a chiudere questa giornata, ci sarà la penultima puntata della stagione di Aria Fritta, signore e signori. Ebbene sì, stiamo quasi per arrivare al culmine, è vero, e anche alla conclusione. Bene, le 18, 17 minuti e 40 secondi, ancora buon lavoro, cara Natalia, che è la cosa più importante. Andiamo a dare un'occhiatina alle agenzie, il telefono è aperto da questo momento. A Como, scrive l'ANSA, una bimba di 10 anni scompare nelle acque del lago, era con i genitori, si è tuffata, non è più emersa.
La morte in quel di Bologna, il presidente del 118 con un medico subito sul posto, Fakir si sarebbe potuto salvare. Il gioielliere condannato, cioè Roggero, l'ANM minaccia e clima d'odio contro i magistrati del caso Roggero, riaperta la gioielleria di Roggero, la moglie, spero che molto presto possa venire qui. Mai più risarcimenti delle vittime, presentate il DDL ai Fratelli d'Italia, la Lega, pene alternative. Financial Times, Trump pronto a imporre nuovi dazi a decine di paesi da questa settimana. La tragedia precipita da una terrazza, muore l'attore Pippo Di Marca, lo spettacolo è finito, non ce la faccio più, l'ultimo messaggio. Le regioni migliori e le peggiori migliorano le liste d'attesa, ma quasi 3 milioni aspettano troppo. I dati dei primi 6 mesi del 2026. Un po' di cronaca rosa, matrimonio a fine settembre in Toscana, Damiano David, Dove Cameron, le pubblicazioni in Campidoglio. Fammelo aggiungere alla lista delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente. Andiamo a vedere anche l'ultima battuta dall'ANSA. Trump, non lasciamo l'Iran, colpiremo presto Pickaxe Mountain, dove, come si sa, c'è una base del programma nucleare iraniano che è sottoterra a più di 100 metri di profondità, e questo è un problemino per quanto riguarda naturalmente le eventuali bombe ammazza bunker che dovessero essere lanciate dagli aerei americani. Andiamo a vedere la BBC. Trump schiaffa il 50% di tariffe addosso al Canada, Kearney si impegna a intensificare i colloqui commerciali. I dazi segnano una forte escalation nelle tensioni commerciali tra i due vicini nordamericani. Andy Burnham, invece, il nuovo primo ministro britannico, tiene per la prima riunione di gabinetto come primo ministro. Il nuovo premier dice al suo governo: dobbiamo essere un governo all'altezza del costo della vita. Poco prima aveva annunciato che l'IVA sarebbe stata rimossa dalle bollette elettriche nel mese di ottobre, signore e signori. Gli Stati Uniti d'America lanciano anche dei nuovi attacchi contro l'Iran. Trump avvisa che ci sarà la vendetta per le morti dei soldati. Nel frattempo, la gattina Benelux, che come sapete è vice caporedattore qui in studio, sta seminando un po' il panico in giro, ma tutto sommato noi continuiamo la nostra trasmissione e la continuiamo con il Qui Parlamento, perché adesso tocca al senatore Massimo Garavaglia che parla di autonomia. Vai pure Natalia, grazie. Qui Parlamento. Grazie signora Presidente. Colleghe e colleghi, parliamo di autonomia. Due considerazioni. La prima sugli articoli fondamentali della Costituzione che trattano di autonomia, e la seconda circa le differenze territoriali. Allora, parliamo di autonomia, e allora l'articolo 5 della Costituzione. Cosa dice l'articolo 5? La Repubblica, soggetto, virgola, una indivisibile, aggettivi, riconosce e promuove l'autonomia. Riconosce e promuove i verbi. Potremmo finire qui. Spieghiamo meglio. Prima c'era il re che, bontà sua, concedeva diritti, imponeva obblighi e doveri, poi ci trasformiamo in Repubblica. Adesso il soggetto che impone doveri e concede diritti è la Repubblica, la comunità dei cittadini, auto-organizzata. Cosa dice sull'autonomia? Il verbo utilizzato, riconosce, è lo stesso verbo usato all'articolo 2, dove la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo. Questo per dire la potenza, l'importanza del verbo. Riconosce, la Repubblica riconosce l'autonomia e la promuove, così come nell'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili, nell'articolo 5 riconosce e promuove l'autonomia. Quindi lo deve proprio fare la Repubblica.
riconoscere e promuovere l'autonomia, ma non solo. Attua il più ampio decentramento dei servizi e adegua la propria legislazione ai principi dell'autonomia e del decentramento. Autonomia e decentramento sono due cose diverse, perché i soggetti che compongono la Repubblica non tutti hanno potere legislativo, solo le regioni e lo Stato. Gli altri hanno solo poteri amministrativi, allora lì parliamo di decentramento. Di autonomia parliamo dove c'è anche il potere legislativo e quindi dove c'è una regione e lo Stato. Ebbene, cosa stiamo facendo noi adesso? Esattamente quello che dice la Costituzione. Stiamo adeguando la legislazione ai principi dell'autonomia e del decentramento. Tutto qui va fatto, è nostro dovere in quanto rappresentanti farlo. L'articolo 5 poi va letto insieme all'articolo 114, che è, concedetemi, da autonomista federalista convinto, semplicemente perfetto. Cosa dice l'articolo 114? Dice che la Repubblica è costituita da comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Questa chiosa e Stato dice tutto. Lo Stato interviene in via residuale, prima ci sono tutte le altre componenti, poi c'è lo Stato e Stato. È il limite posto in Costituzione allo strapotere del Leviatano, che non può espandersi all'infinito, perché le componenti fondamentali stanno sotto comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Lo Stato interviene solo alla fine. È poi nient'altro che la ripresa del principio della sussidiarietà, il subsidium afferre, noto nel buon vecchio diritto canonico, noto nella dottrina sociale della Chiesa. Non faccia a livello superiore tutto ciò che può fare il livello inferiore. Non deve rompere le scatole a livello inferiore e livello superiore. Deve lasciar fare il più possibile al livello inferiore. Solo quando il livello inferiore non ce la fa, subsidium afferre, interviene il livello superiore in aiuto. Non è una punizione, non va vista come una punizione, come un'invadenza, è un prestare soccorso. L'intervento superiore è prestare soccorso. Bene, come è noto, i sistemi dove c'è forte decentramento, dove c'è forte autonomia, dove c'è federalismo, sono i sistemi più efficienti. Questo è noto, basta vedere una cartina, andate a vedere tutti gli stati più efficienti, guarda caso, sono federali. Però esistono differenze territoriali, allora andiamo su questo tema velocemente. Ci sono differenze territoriali? Sì, a mio avviso sono anche il bello di questa fantastica nazione. Prendiamo due servizi, la scuola e la sanità. Perché queste differenze territoriali? Dobbiamo porci la domanda, ma ci sono perché da una parte comanda lo Stato e dall'altra comandano, che ne so, le regioni? Quindi dipende da chi comanda, da chi svolge la funzione. Oppure, secondo tema, ci sono differenze territoriali perché ci sono differenze di finanziamento? Beh, prendiamo la scuola. La scuola è gestita dallo Stato, quindi è statale. La scuola è statale. Ebbene, se uno va a vedere le classifiche OCSE PISA sul livello di preparazione degli studenti, noterà che ci sono delle differenze territoriali. Se prendete la classifica e la confrontate con le differenze territoriali in sanità, noterete che è identica. Quindi ci sono differenze territoriali, ma lì gestisce lo Stato. Allora non è un problema di chi gestisce, ci sono differenze territoriali. Allora uno dirà, ci sono differenze territoriali perché ci sono differenti finanziamenti. No, neanche questo. Se andiamo a vedere la spesa statale regionalizzata per la scuola, notiamo che laddove si spende di più, le performance sono peggiori. Ostrega. Allora uno dovrebbe addirittura tagliare i finanziamenti per migliorare le performance. Non è un tema di quantità di spesa, è un tema di qualità della spesa. E allora guardiamo la sanità. La sanità è gestita dalle regioni con il principio di sussidiarietà. Se non ce la fa, ti commissario. Ebbene,
Pur con tutti i difetti del nostro sistema sanitario, il nostro sistema sanitario è universalistico, garantisce le cure a tutti, anche a chi è arrivato un quarto d'ora fa, e è tra i migliori sistemi al mondo come qualità, pur con tutti i difetti che ci sono, e è gestita dalle regioni. Ci sono differenze territoriali? Sì, come nella scuola, uguale. È un problema di finanziamento? No, perché il finanziamento è uguale. Il finanziamento è uguale dappertutto. Allora uno si dovrebbe semmai chiedere come mai, visto che il finanziamento è uguale dappertutto, ci sono regioni che vanno meglio e altre che vanno peggio? A parità di finanziamento, il tema è di qualità della spesa. Tutto qua. E è noto che i sistemi federali, i sistemi autonomistici, migliorano l'efficienza e la qualità della spesa perché c'è un controllo diretto del territorio, dei cittadini che vedono esattamente bene subito come sono spesi i soldi. Ok, però prima di chiudere un ricordo personale a due persone speciali che meritano che questo percorso si compia, perché ci hanno lavorato tanto. Roberto Maroni e Gianclaudio Bressa. Roberto Maroni ha fatto tantissimo per l'autonomia, ha lavorato tantissimo in Regione Lombardia per l'autonomia. Gianclaudio Bressa, pur da un'altra parte politica, ha lavorato tantissimo per l'autonomia e ha lavorato tantissimo per questo progetto. Anche a loro dobbiamo l'iter, la conclusione di questo iter. Glielo dobbiamo a Bressa e a Maroni. È nostro dovere chiudere questo percorso perché se lo meritano. Grazie. Grazie signora Presidente. Colleghe e colleghi, parliamo di autonomia. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408.
nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, questo era l'immenso Ennio Morricone, C'era una volta il West del 1968 di Sergio Leone. E alle 18:36 minuti e 25 secondi noi siamo sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, perché naturalmente in questi giorni si è parlato molto, si è detto non vogliamo il Far West. Ecco, non ce n'è Far West in questo paese. Non ci sono pistoleri, non ci sono bounty killer, soprattutto c'era una volta il West, appunto. Ma era negli Stati Uniti d'America, non è mai stato nel nostro paese. E tra poco parleremo di questo con il senatore Claudio Borghi Aquilini, perché parleremo del caso Roggero. Il telefono è già aperto allo 0292947222 e io l'unica cosa che chiedo è una discussione, nel caso in cui voleste intervenire, una discussione possibilmente serena, perché capisco il problema, capisco il dramma anche che vive la famiglia Roggero e naturalmente non possiamo che avere rispetto per loro. Però quello che vi dico è che dobbiamo guardare anche oltre, evitare che nascano nuovi casi Roggero. Per una questione di convivenza civile, per una questione di opportunità, per tante questioni. Per cui questo è quello che mi permetto di dirvi. Allora, Natalia, facciamo una bella cosa. Prova a telefonare al senatore Borghi, così vediamo se è dei nostri e naturalmente, diciamo così, cerchiamo di capire un momentino se il senatore Borghi può svolgere la scuola di magia, perché naturalmente questa è l'ora. Intanto vi do un aggiornamento: la famiglia Roggero ha reiterato la richiesta di differimento della pena, quindi anche qui vedremo ulteriori eventuali sorprese in questa vicenda. Certo, per come è sistemata la situazione adesso, solo la grazia del Presidente della Repubblica potrebbe essere dirimente, a meno che non ci sia un accordo sulla proposta proprio voluta dal senatore Borghi di modificare l'articolo 52 del Codice Penale. Noi tra poco ce lo faremo raccontare da lui e cercheremo di capire se soprattutto Forza Italia avrà la bontà di capire che è qualcosa di opportuno e di conseguenza dare i voti per approvare questo provvedimento, che mi sembra la cosa più giusta. Natalia, avvisami quando il senatore è dei nostri, che così partiamo con la sigla e partiamo naturalmente, ça va sans dire, con Scuola di Magia. Intanto vi leggo dall'ANSA. La difesa di Mario Roggero ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena del gioielliere in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. Secondo quanto si apprende, dopo aver saputo della trasmissione degli atti da Torino a Milano, ieri sera il legale ha inviato una PEC ai magistrati milanesi reiterando l'istanza di differimento della pena. Oggi l'ufficio di sorveglianza milanese ha restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese, poiché l'istanza era stata presentata quando il 72enne era ancora in stato di libertà. Ma adesso Scuola di Magia. Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Buonasera, a voi la linea. Grazie Natalia, buonasera senatore, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, senatore, c'era una volta il West, a ricordare il fatto che il West era in America, non in Italia. E che mano possiamo dare a Mario Roggero e soprattutto per evitare la ripetizione di casi Roggero?
Allora, come avrete notato, suppongo, se seguite un attimino le cronache, come si dice, ha fatto abbastanza scalpore la proposta di legge che ho depositato, quella per diciamo la riforma della legittima difesa. Ricordo per chi non avesse seguito, praticamente il punto dove interverrei con questa proposta di legge è che qualora vi sia una minaccia, un'aggressione a mano armata all'interno del proprio domicilio o del proprio luogo di lavoro professionale, è consentito qualsiasi tipo di risposta. No? È lì il Far West, così di questo tipo, però attenzione, cioè, il Far West già lo sta facendo nel momento stesso in cui c'è uno che entra a casa mia con un'arma. Qui mi sembra veramente un'inversione della prova di colpevolezza. Io ero a casa mia che stavo bevendo il latte. Se mi entra uno con il passamontagna e la pistola spianata e io per caso ho che ne so, la leva con l'incudine che cade da soffitto, no? Quelle di Zio Paperone, per intendersi. Sì. Non è che se io la tiro no, perché l'incudine pesa di più rispetto alla pallottola, allora poi gli fai male, poverino. Cioè tu non dovresti essere lì. E però dal mio punto di vista io veramente quando ho pensato a questa cosa non ho valutato più di tanto l'aspetto della proporzionalità, la difesa e così via. Io dovevo rispondere a una domanda precisa che mi è stata rivolta nello specifico anche dal nostro segretario Salvini, che molto impressionato dopo essere andato a trovarlo in carcere, NB, piccola cosa che comunque vorrei far notare, tutti i politici, tutti questi fenomeni, no? Inclusi partitelli, partitini di nuova Costituzione, così di questo tipo, non tutti al mare. No? Ce n'è uno invece che si prende sempre delle gran offese da parte di tutto il mondo mediatico, ma ce n'è uno che prende e va sempre dove c'è da sentire qualcuno che ha avuto una grave ingiustizia, no? Similare con qualcuno è Matteo Salvini. Allora lui si è subito andato in carcere a parlare con quest'uomo e la domanda precisa che mi ha fatto, non perché fossi un esperto di giurisprudenza, di diritto penale o qualcosa del genere, ma era quasi più, come dire, uno sfogo suo, no? Dicendo cosa possiamo fare per questa persona, no? E io che un pochettino di diritto me la cavo, ma non peraltro, non perché faccio il giurista, cosa che non faccio. Ho dato tutti i miei esami di diritto e ero molto tentato di prendermi la seconda laurea dopo economia, anche perché me ne sarebbero bastati veramente pochi, no, di esami, uno dei pochi rimpianti che ho della mia vita. Ma al di là di quello, proprio, cioè, raccolgo una specie di sfogo umano di una persona dicendo caspita, io sono al governo e mi sento impotente, no? di fronte a un'ingiustizia così palese come questa. Cosa possiamo fare? Ho detto guarda, che io sappia ce ne sono due di modi. Uno non dipende da noi ed è la grazia, no? E poi dopo se vuoi ne parliamo del diritto di grazia, perché è una cosa che diciamo tante volte ci si pensa poco, poi vengono fuori per dei motivi curiosi, la Minetti, no? Cose di questo tipo, ma in realtà la questione del potere di grazia non è piccola. Senta, io non vorrei fare lo iettatore, ma secondo me non gli sarà concessa da questa Presidenza della Repubblica. E penso anch'io, purtroppo. Infatti ho detto, guarda, una non dipende da noi ed è la grazia, e dipende dal Presidente della Repubblica, che sbaglierò, ma non mi sembra esattamente di quell'opinione lì, no?
E l'altra, l'unica cosa che si può fare è scriminare la fattispecie, perché se tu fai una norma successiva che dice che la fattispecie esatta, tale per cui una persona è in prigione, non è più reato, per una cosa fondamentale che è l'inizio dei codici, questo è una delle prime cose che ti insegnano all'università, no? Cioè quando tu apri il codice penale, no? O il codice civile, dice cos'è la successione delle leggi. Allora, nel caso del diritto penale è messo tutto al secondo articolo del codice penale e ti dice una cosa secondo me molto sensata. Ti dice che se la legge a cui tu devi fare riferimento è quella del momento in cui tu hai commesso l'eventuale delitto, no? Sì. E questo serve per dire che cosa? Serve che se tu in quel momento la pena per quella cosa che hai fatto era 5 anni di reclusione, non è che se poi la portano a 30 anni tu devi fare 30 anni, perché in realtà vale il mondo, no, del momento in cui tu hai commesso il danno. Per cui in quel momento tu facevi una cosa che era punita con 5 anni, ti devi scontare i tuoi 5 anni, non 30, perché se poi dopo dicono che cambia. Simmetricamente, e qui arriva il comma 2, no, poi dell'articolo, ti dice che se tu hai commesso qualche visto a seguito dell'approvazione di una legge successiva che non è più previsto come reato, anche gli effetti di un'eventuale condanna precedente cessano, perché giustamente uno dice: ma scusa, se adesso quella cosa lì non è più reato o non è più considerata reato e tu hai fatto proprio quella cosa lì, a che titolo io ti posso tenere in prigione? Appunto. E quindi lo scrive proprio nero su bianco il codice penale. E quindi io dico: guarda, l'unica cosa che si può fare è fare una legge tale per cui esattamente la cosa che ha fatto lui, no, non viene più considerata come reato, e allora nel qual caso lui è fuori subito. Cioè non c'è la revisione del processo e cose di questo tipo, no? Perché questo deve essere chiaro. Cioè i fatti sono dati per accertati così come sono. C'è stato un processo, 3 gradi di giudizio, quindi dal punto di vista, diciamo, della legge i fatti sono quelli, no? Poi, come sempre, uno ci può discutere tutta la vita, nel senso che la Cassazione, nonostante il nome, come si dice, il nome roboante, è tutt'altro che infallibile dal mio punto di vista. Ne sono la prova provata, cioè io avevo ricevuto una volta una sanzione da Banca d'Italia che, poi ognuno magari pensa così della propria, ma credetemi, era proprio non esistente per una fila lunga così di motivi. Quella sanzione non dovevano darla, e non era tanto per il fatto di dover pagare qualche migliaio di euro, che sapete, insomma, non è mai stato, insomma, il mio problema. Era il principio, cioè una cosa che non ho fatto, è una cosa per cui quello che ero seduto, che era seduto di fianco a me, gliel'avevano cancellata, non si capisce perché dovrebbero tenerla a me, ma io ero borghi-leghista. E quindi allora la Cassazione invece l'ha mantenuta per me, no? Cioè non me l'ha cancellata quella. Quindi che la Cassazione possa dire cazzate è statuito, però stiamo sempre parlando della più alto grado della magistratura, no? Quindi abbiamo un processo che si è tenuto per 3 gradi, e quindi i fatti sono, dal punto di vista giuridico, sono quelli cristallizzati dal processo e dalle sentenze così come si sono tenute. A quel punto non c'è più da rifare il processo, semplicemente ci deve essere una presa d'atto che dietro istanza del legale, quindi qualora venisse approvata il mio disegno di legge, il legale di Roggero e di chi eventualmente altro si trovi in carcere nelle sue condizioni, e per fatti analoghi, me ne viene in mente anche almeno un altro, però magari ce ne sono altri che non conosco,
Ecco che fra l'altro mi viene in mente il caso di un carabiniere, peraltro non so se vi ricordate quel carabiniere che è entrato di notte mentre c'era una rapina, c'erano dentro degli albanesi e minacciato col coltello, ha sparato e stranamente danno la colpa al carabiniere, no? Perché ogni tanto ce lo dimentichiamo. Adesso guarda, aspetta, ti dico anche il suo nome perché è giusto, così magari la gente capisce. Aspetta, che non vorrei dire una cosa. Si chiama il brigadiere Marroccella. Ecco, uno giusto perché così è, perché sennò sembra Ruggero, no? Ce ne sono di altri casi, no? Similari dove a un certo punto uno subisce un'aggressione a mano armata, in questo caso era col coltello, in questo caso poi non aveva ucciso aveva ferito, ma ciò nonostante era stato condannato sempre per la stessa cosa, perché era girato, perché era di 3/4, perché così questo tipo. Ora, il punto però dovrebbe essere credibile, perché se tu hai una magistratura che travisa la maniera con cui tu hai scritto una legge in modo oggettivamente buono, perché la riforma che è stata fatta nel 2019 è stata una buona riforma, ci hanno lavorato Molteni, Ostellari, insomma alcuni fra i nostri migliori. Certo, c'è stato un po' di freno a mano tenuto dal fatto che eravamo al governo col 5 Stelle, per il 5 Stelle, poverini, povero criminale, no? E cose di questo tipo, e quindi non era come la volevamo. Però insomma qualcosa sicuramente ha avuto, ma evidentemente mancano, no, delle situazioni dove si prestano a delle interpretazioni creative da parte del giudice. Nello specifico una cosa che rimane all'interno diciamo della formulazione precedente, attuale, a dire la verità, della formulazione attuale della legittima difesa, che ci deve essere il pericolo attuale. E allora ecco che il giudice che ti dice che dato che questi erano usciti dalla tua gioielleria e stavano apprestandosi ad andare in macchina, ecco che il pericolo non era più attuale. Ma voi capite che una cosa del genere può andare bene una volta, può andare bene 2 volte, ma che ne sappiamo noi di cosa passa nella testa di una persona che ha già subito una rapina dove gli hanno spaccato il naso col calcio della pistola? Prima cosa, no? E quindi niente. Che ha visto la sua famiglia minacciata con la pistola legata, no? E cose così. Ma io non lo so cosa farebbero, cosa farei io se vedessi della gente che mi entra in casa, che mi mette, che mi minaccia la figlia, che mi minaccia il figlio, che mi minaccia la moglie. Ma veramente, ma noi possiamo sapere che cosa ci passa per la testa? E nel momento in cui mi trovo un'arma in mano, no, perché come si chiama, gli aggressori non hanno pensato, non hanno valutato che ci poteva essere, no, o similari, sono davvero sicuro che non la userei? Tutti questi soloni che dicono la proporzionalità della difesa rispetto all'offesa, perché il codice dice, perché il codice fa. Ma che cazzo ne sa un aggredito del codice? Cioè il codice ti può servire, tu puoi anche non avere scusanti nel momento stesso in cui sei tu che stai preordinando un'azione, no? Dico, guarda, vado con 3 o 4 a menare questo qua perché mi stava sulle balle. Allora lì forse è il caso che ti documenti di cosa possono essere le cause, no, della tua azione. Ma dall'altra parte, ma se tu subisci un'aggressione, ma che cazzo di codice? Ma di che parliamo? Essendo che siamo nella fase del e di che parliamo, non mi sembra di aver scritto una cosa così terribile, dicendo che è scriminata
qualsiasi tipo di difesa posta in essere nel momento stesso in cui io subisco un'aggressione a mano armata, perché non c'è un pericolo superiore. Cioè non è che ti sto minacciando, ti sto dicendo vabbè, ma settimana prossima vengo con i miei amici e ti picchio. Cioè in quel momento sei in pericolo di vita. E anche se il pericolo di vita in teoria è cessato al momento, ma tu che cazzo ne sai cosa ti passa per la testa? Ma metti caso che temi che questi qui possano andare in macchina, portare lì un pezzo di refurtiva e tornare per finire il lavoro. Cioè hai l'opportunità in quel momento di difenderti, la usi. Quindi non credo sinceramente di aver scritto una cosa così terrificante, no? Ma se anche magari in futuro, qualora venisse approvata, però ecco, diciamo, la risposta principale del perché io ho scritto questa legge è perché è l'unico modo che mi viene in mente per far uscire lui e chi come lui, no? E evitare che si ripeta e evitare che si passi il messaggio che tutto sommato, anche se ti trovi a casa della gente che ti minaccia, è meglio lasciarli fare. Perché potresti passare dei guai peggiori da parte della giustizia rispetto a quello dei rapinatori. Perché sono guai peggiori, no? Cioè da una parte mi portano via il frutto del mio lavoro, no? Invece così facendo cos'è? Ho la vita rovinata. Per cui la prima soluzione, la prima risposta è quella, e dall'altra parte invece nel momento stesso in cui uno mi dice vabbè, ma è incostituzionale, cose di questo tipo, bene, sarà anche incostituzionale, non spetta a te dirlo, ma non spetta neanche alla Corte Costituzionale, perché sappiamo benissimo che la Corte Costituzionale, o meglio, nel caso non lo sapeste, la Corte Costituzionale non giudica le leggi appena uscite. Cioè non è che se io faccio una legge arriva la Corte Costituzionale Esatto. e me la esamina e mi dice no, rifai. No? Se io faccio una legge, al massimo me la può giudicare il Presidente della Repubblica e dice non lo firmo. Ricordiamo anche che se il Presidente della Repubblica, e già quello sarebbe un bel messaggio, per far capire come siamo messi, e comunque se anche il Presidente della Repubblica in linea puramente teorica si rifiuta di firmare una legge, se il Parlamento gliela rimanda, a quel punto il Presidente della Repubblica è obbligato a firmarla. Questo è giusto. Infatti. Almeno mettiamo i puntini su lei. Per quanto riguarda l'eventuale pronuncia della Corte Costituzionale, avviene in un altro processo, cioè succede un altro processo dove a un certo punto succede una fattispecie simile e il giudice non è convinto della costituzionalità di quella norma, lo manda alla Corte Costituzionale e questa poi farà la sua pronuncia e la farà fra anni, qualora forse hai visto mai succede una disgrazia di questo tipo anche un'altra persona, e quindi all'interno di un processo poi un giudice si domanderà, quindi capite che la risposta a perché ho fatto questa proposta di legge era la prima risposta è per trovare la maniera di aiutare o di sanare questa ingiustizia senza dover aspettare una grazia o qualcosa del genere che potrebbe anche non venire mai. Dall'altra parte invece ma sappiamo se è costituzionale? No, non lo sappiamo come può essere valutata da un'eventuale consulta, perché non sono la consulta, ma non verrebbe fermata immediatamente una cosa del genere da un possibile futuro pensiero di cosa potrà dire o fare la Corte Costituzionale. Certo, il problema principale saranno gli alleati. Certo. Vediamo. Senatore, le chiedo 10 secondi di pausa e torniamo subito. Certo. Ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, alle 19 minuto e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, insieme al senatore Claudio Borghi, per quanto riguarda questa puntata di Scuola di Magia. Senatore, c'è Mary che ci scrive, e scrive: buonasera prof Antonino, buonasera a te. L'aspetto più aberrante è il risarcimento economico. Avendo perso il referendum, il Parlamento deve porre un argine a questa magistratura. Che ne dice, senatore? Sì, è certo che è una delle cose che fa veramente più schifo. Ora io, per carità, io non sono d'accordo, nel senso che secondo me la cosa più aberrante è il carcere, che per un settantenne equivale a un ergastolo. Cioè io sto privando la libertà per più di 10 anni a un settantenne, insomma, se non è una condanna a morte poco ci manca. Però è ovvio che fa particolarmente ribrezzo pensare che debba pagare 800.000 euro di risarcimento ai rapinatori, alle famiglie dei rapinatori, con le procedure di pignoramento della casa che stanno già partendo. Infatti. È ovvio che fa ribrezzo, però abbiamo ovviamente depositato, come altri, come tutti hanno depositato una cosa per possibilmente vedere di metterla dentro subito nel provvedimento, quello che in questo momento è in trattazione al Senato su la legge giustizia. Però io non lo so, non l'ho seguita io questa strada, ma non sono particolarmente ottimista per un motivo: che tutto il codice è conformato in questo modo, cioè vale a dire se c'è uno condannato per un danno, insieme alla condanna arriva il risarcimento del danneggiato. Questo vale proprio come principio generale, perché nel momento stesso in cui io dico ma il colpevole sei tu perché hai ucciso, perché hai rubato, perché hai ma dall'altra parte quello a cui tu hai ucciso, quello che hai ucciso in realtà non si comportava bene, quindi non va bene il risarcimento, apre a un casino che io faccio fatica a immaginare, cioè tipo, adesso estremizzo, però lascio la macchina in divieto di sosta, a quel punto se arriva uno e te la fa esplodere, vabbè, cioè nel senso, sì è vero, lui ti ha fatto esplodere la macchina, ma in realtà io non posso chiedergli il risarcimento perché tanto era in divieto di sosta, no? Estremizza, ma fa capire più o meno come ragiona il codice, no? su queste cose. È per questo che io puntavo e poi non so, questo giuro, non so come una roba del genere si può diciamo applicare a una sentenza passata in giudicato. Certo. Dall'altra parte la mia idea era proprio per andare alla radice, perché essendo che la mia proposta di legge considera la condotta come non più reato, non c'è più neanche la condanna, e quindi non essendoci più neanche la condanna non c'è più neanche il risarcimento. Però diciamo del risarcimento insomma ho approfondito meno, perché la cosa che mi sembrava veramente urgente da affrontare era la questione del carcere, che mi sembra oggettivamente poi insomma non entro nel dettaglio, però anche la difesa non è che secondo me ha fatto le cose più di tanto comprensibili, perché una delle maniere poteva essere basandosi sulle leggi attuali, poteva esserci invocare il grave turbamento, perché era stato messo dentro proprio nell'eccesso di legittima difesa, no? Qualora uno agisse sulla base del grave turbamento provocato a similari, invece hanno scelto un altro tipo di difesa e poi dopo è andata male. Però
pazienza, cioè nel senso è il principio che conta. In questo momento io sono veramente preoccupato che passi l'idea che se tu vai a rubare in casa è meglio lasciar fare piuttosto che provare a difendersi. Per me è aberrante. Senatore, qui c'è Lorenzo da Como che scrive: ciao Antonino, c'era una volta il West, ma in quel West le regole erano chiare, le condanne per i delinquenti erano applicate, se poi questi erano latitanti veniva messa una taglia per agevolare la loro cattura e la successiva condanna spesso definitiva. Nel West non c'erano problemi di sovraffollamento delle carceri, semmai dei cimiteri. Buona serata e saluti al senatore Borghi. Ora, non so cosa dirà lei, senatore, io so solo che quando in Italia è stata messa una taglia, segnatamente per il mostro di Firenze negli anni '80, c'è stata una corsa alla megalomania che la metà è bastata, altro che West. Prego, senatore, scusi. Io capisci, nel West non ci sono stato. C'è quello che viene raccontato dai film e che su cui probabilmente la gente tende diciamo così, a ragionare su quello che si vedeva, ecco, però cioè, è un po' come ragionare sulla fantascienza, no? Cioè, penso che il mondo fosse diverso, però insomma se io devo scegliere fra l'etica che c'era nel West e Gomorra, ma preferisco, come ho scritto a qualcuno, preferisco Libero El Paso piuttosto che In galera bollate, insomma. Beh, non mi pare difficile come cosa. Senatore, senta, ma perché Forza Italia, quando lei ha mandato questa proposta di legge o comunque ha parlato di questa proposta di legge, si è affrettata a dire no, non la votiamo? Ma non dovrebbe essere un'esigenza anche da parte loro tutelare la sicurezza? Guarda, ci sono due categorie di persone che dicono vabbè, lascia perdere l'opposizione, no? che è quella, lo sappiamo, insomma, stiamo parlando di gente per cui lo scafista è uno che salva le vite, per cui la Carola Rackete che sperona la vedetta della Guardia di Finanza è un eroe, per cui i clandestini sono tutti profughi che scappano dalle guerre, cose di questo tipo, per cui vabbè, insomma, non mi aspetto nulla dall'opposizione. Dal punto di vista della maggioranza ci sono due categorie di persone che nicchiano, no? sulla mia proposta. Una appunto Forza Italia, o quantomeno qualcuno di Forza Italia, perché hanno praticamente preso come ruolo nel teatro quello dei moderati, no? Facciamo i moderati e quindi no, questa roba è troppo aggressiva, bisogna calma, bisogna fare i tranquilli, non esageriamo. Però quello che faceva così era Guzzanti che imitava Prodi, sì. Cioè, non glielo consiglierei, insomma, come target, però chi sono io ovviamente per dire agli altri come devono fare. Cioè, la mia impressione è che in questo momento agli italiani una conversione sulla via del PD non sia esattamente una delle cose più attraenti anche dal punto di vista strettamente elettorale, ecco, mi verrebbe da dire. E poi ci sono i fini giuristi, no? Questi qualcuno ce l'abbiamo anche ovviamente fra di noi e io li capisco, perché è indubbio che dal punto di vista della raffinatezza giuridica quello che ho presentato io è un colpo d'accetta, no? Se tu sei abituato a essere uno chef stellato e quindi dici, ma no, perché così facendo poi rischi l'incostituzionalità, perché così questo tipo. Ma vedi, il punto è questo, come ho scritto oggi, tante volte se tu dai in mano un uovo a un chirurgo, magari te lo sa aprire
in una maniera con cui anche lo chef migliore del mondo non ci avrebbe pensato. Quindi è evidente che io non sono un fine giurista, no? Ma io sono una persona pratica, come ben chi mi conosce, no? Certo. E per cui può anche essere che magari, insomma, questa roba che non è esattamente il massimo della raffinatezza giuridica, ma dall'altra parte c'è un motivo per cui la gente ancora ne parla, perché sanno che funziona. Cioè voi capite che se io avessi scritto una cazzata invece di una proposta di legge, sarebbe durata poco. Cioè, vabbè, è una cazzata, cioè, non funziona così, mi spiace, non si applica, non funziona. Ma nonostante qualche tentativo del Fatto Quotidiano, no, o similari, altrimenti questa roba funziona. Cioè, tutto quello che si frappone di fronte alla mia norma che funziona e la sua realizzazione e applicabilità è tutto un costrutto diciamo esterno, che parte dal Presidente della Repubblica che dice che non gli piacerà, no? Dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che dice che è una roba troppo che sono delle legittime opinioni da parte di qualcuno, ma non è che, ma dal punto di vista del codice strettamente questa roba funziona. Cioè, tu approvi questa cosa, il giorno dopo ragione fuori. Ma tu dai origine a... Sì, per carità, può essere che do origine a chissà quali rischi futuri di comportamento aberrante della gente, ma secondo me no. Perché il fatto che stiamo parlando di, come punto di partenza di questa legge, che ci deve essere un'aggressione a mano armata all'interno di casa mia o del mio luogo di lavoro, mi fa pensare che tante aberrazioni non ce ne possono essere. Per quanto creativo può essere il modo di reazione che può venire in mente all'eventuale aggredito, ma cazzo, ma stiamo sempre parlando dell'aggredito. E ho aggiunto anche nell'immediatezza del fatto, perché quello sì, vorrei evitare che uno, dopo che gli è stato rapinato a casa sua con un coltello o similari, poi dopo passano un mese e gli dicono dov'è la casa di quello che ti ha rapinato, allora esci fuori con un bazooka, la fai saltare per aria e va bene, no? Cioè quello lì ovviamente è farsi giustizia da soli in modo assolutamente premeditato. Ma non per niente ho scritto ho scritto nell'immediatezza del fatto, cioè nel momento stesso in cui tu hai la mente spenta, no? Non so come dire, dall'invasività, dalla cosa che appunto non si può conoscere se non si prova, ma io vorrei veramente evitarmelo, diciamo così, come esperienza, di vedersi violato nella propria casa, nel proprio ufficio, nel proprio negozio, minacciato a mani armate, minacciata anche la famiglia, insomma, cioè sono cose. Poi arriva quello che ti dice ma ci sono stati sti 2 cinesi che hanno una tabaccheria, che hanno sentito casino giù dalla tabaccheria e sono arrivati giù e hanno scoperto che era entrato un ladro che aveva rubato i grattavinci, no? Allora, il risultato era che poi questi l'hanno visto che stava andando via in mezzo alla strada, sono usciti fuori e l'hanno fatto secco con, credo, 22 colpi di forbice, se non mi ricordo male. Ma cinesi che hanno visto Shining, no? Tra parentesi, evidentemente, o qualcosa di simile. Probabilmente. E dice, ma allora perché non hai pensato a questi? E faccio, ma perché questi non hanno avuto un'aggressione a mano armata? Questi hanno verificato il furto e quindi, per carità, io sono assolutamente solidale con i cinesi, ma lì forse è un po' too much, nel senso, tu hai visto che c'è stato il furto, sei uscito in strada e hai freddato la gente, il soggetto con la forbice, no? E similari. Ecco, se deve passare la linea di demarcazione, no, fra dove passa l'autorizzazione a qualsiasi tipo di reazione e dove c'è l'eccesso, come nel caso dei cinesi, è l'aggressione.
dato che togliere una vita è una cosa importante, non posso consentire che venga fatto per quanto spiacevole furto, no? Dall'altra parte, però, nel momento stesso in cui invece io subisco l'aggressione, no, e ho uno che mi spiana un'arma davanti, che può essere anche un'arma bianca, cioè uno che mi minaccia col coltello, uno che mi minaccia col piede di porco o cose di questo tipo, allora a quel punto posso avere direttamente può capitare che reagisca male, ecco, mettiamola così. Poi, mica detto che tutti lo faranno. Certo. Senatore, senta, in tutto questo c'è questo nuovo primo ministro inglese che cancella l'IVA dalle bollette dell'energia elettrica a partire da ottobre. In Italia si potrebbe fare una cosa del genere? Ma vedi, questo è un altro dei diciamo delle osservazioni che mi hanno fatto, dicendo ecco, però tu la fai facile, no? Perché ma se io allora invece, parlando di economia, mettessi una proposta di legge dove dico le tasse al 10% invece che al 40%, che gli faccio, sai, non possiamo farlo perché abbiamo il patto di stabilità, ma altrimenti volendo potrebbe, poi sono le conseguenze di questo, no? che uno dovrà valutare, perché per l'economia siamo sempre noi non possiamo farlo per la questione del patto di stabilità e la questione anche del sistema del pareggio di bilancio in Costituzione. Noi, a dire la verità, nel momento stesso in cui tu dicessi guarda, io rinuncio supponiamo che l'IVA sui carburanti sia stata l'anno scorso di 20 miliardi. Sì. Adesso non mi ricordo della cifra, però secondo me siamo probabilmente più alta. A questo punto tu dici vabbè, siamo a luglio, quindi diciamo che stiamo parlando di 5 mesi successivi, e allora quindi il costo totale, dato che l'introito era 20 miliardi, se fossero 6 mesi sono 10, in questo caso sono un pochettino di meno, diciamo sono 9 miliardi. Allora dice, ok, 9 miliardi è il costo dell'operazione. Per come è fatto il nostro sistema economico in questo momento, io dovrei trovare copertura per 9 miliardi. Quindi quei 9 miliardi che non entrano dall'IVA sugli oli minerali mi devono arrivare da un'altra parte. Altrimenti, se non mi arrivano da nessuna parte e io vado a deficit, no? Quindi aumento il deficit, a quel punto devo comunicare allegramente all'Unione Europea che io me ne catapulto del patto di stabilità. La Gran Bretagna non ha né l'uno né l'altro problema, quindi in teoria potrebbe anche farlo. Senatore, una nostra ascoltatrice: Forza Italia alleato inaffidabile, si tiene buono il Presidente della Repubblica e scarica il gioielliere. Ho capito, ma il problema è poi che quando si vanno alle elezioni i voti li prendono, e in certi casi ne prendono anche più di noi, che famo? Esatto. Cioè, noi non dobbiamo preoccuparci di quello che fanno quelli che non abbiamo votato, per alleati che siano. Cioè, paradossalmente io posso allearmi anche con 200 partiti che prendono 0. Quello che contano sono i risultati. Se gli elettori alla fine poi danno più voti o più consensi a chi fa queste scelte, che noi possiamo anche valutare come aberranti, sbagliate, pusillanimi, no? Cose di questo tipo, pensiamo a votare di più noi. Senatore, c'è Lisetta al telefono. Bene. Pronto? Sì, buonasera a tutti e due, Lisetta. Allora, io volevo intervenire sul caso Roggero sempre. Allora, Prego. Secondo me la condanna del gioielliere Roggero, che ha ucciso i 2 rapinatori che avevano minacciato lui e sua moglie, ha scatenato polemiche di ogni tipo, che a mio avviso non hanno senso. Ma dal punto di vista etico, dico io, ed emotivo, ritengo che la condanna sia esagerata. La reazione contro i 2 delinquenti è stata sproporzionata e tardiva, ma vorrei vedere
loro signori, cosa farebbe uno dei giudici che hanno condannato il rapinato se si trovasse al suo posto? Inutile parlare di Far West, vendetta, certe reazioni sono umane, mentre disumano è la violenza del furto della minaccia a mano armata di 2 cittadini. Spero proprio che, passata, dico io, l'emotività del momento, sia concessa la grazia a Ruggeri. Nient'altro, buonasera a tutti e due. Benissimo, senatore. Ma Lisetta se le scrive questi interventi, io suppongo, perché penso anch'io, però è sempre precisa, puntuale, quando interviene. Fossero tutti così, sembra quasi intervento parlamentare. Esatto. Avercene. Lei che ne pensa? Ma è il solito discorso, sembra che siamo un po' tutti d'accordo, quantomeno noi che siamo di questa parrocchia, ecco. Però alla fine, se l'unica soluzione è la grazia, il rischio è che non sia una soluzione. Certo. Senatore, allora, noi siamo arrivati alle 19:22, la prossima settimana arriviamo all'ultima stagione di questo programma, insomma, perché chiudiamo questa settimana, e le volevo chiedere una cosa: qual è l'argomento, diciamo, più gettonato da seguire in questo momento? Ma guarda, a me sembra, mi rendo conto che uno dice ci sono delle altre priorità e simili, ma io sono convinto, conoscendo i miei polli, che in questo momento la maggior parte dei parlamentari si domanda che cosa sarà l'esito della legge elettorale, perché dopo quell'approvazione un pochettino burrascosa, diciamo così, che c'è stata alla Camera, adesso la legge arriverà al Senato e quindi bisognerà cercare di vedere cosa sono gli intenti da parte del partito di maggioranza relativa, vale a dire di Fratelli d'Italia, cioè se diranno che si tiene così com'è, se vorranno cambiarla ancora per cercare di rimettere al Senato quello che non sono riusciti a mettere alla Camera o similari. Noi come Lega la osserviamo con un certo qual distacco, perché abbiamo visto, spero che si sia capito, che insomma che ci preoccupa di più la questione della legittima difesa e similari rispetto alla legge elettorale. Però se tu mi chiedi cosa guarderanno di più in Parlamento questa settimana, secondo me è questa cosa qui. E poi c'è una cosa invece di cui mi occupo io, ma che purtroppo voi non potete vedere, è il Copasir, che stiamo facendo degli approfondimenti secondo me molto interessanti sulla questione cinese e le penetrazioni della Cina nella nostra economia e similari. Quelle sono cose che secondo me insomma è molto utile tenere d'occhio. Poi per gli appassionati del genere guardate, e potete vederlo anche adesso credo, perché è stata spostata, io purtroppo anche lì Lisei è un amico e mi riferisco al presidente della commissione Covid, ma io insomma già con Ricciardi ci avevo già parlato, perché è la seconda volta che viene, no? Similari, l'avrei rivisto ancora una seconda volta volentieri in commissione Covid, però mi cambiano gli orari così mezz'ora prima, ora, oltre ad avere l'appuntamento con voi, no, che ovviamente per me è importante, poi insomma ne avevo altri, per cui però potete seguire interessante settimana anche dal punto di vista della commissione Covid. Abbiamo un'ultima telefonata, senatore. Pronto, chi è là? Vai, poi devo andare. Guadagna Libera, Roby Bergamo. Un grande saluto al nostro Claudio Borghi, la seguo sempre volentieri. Ho visto il suo ultimo scambio con Bonaccini, ho goduto.
quella volta se l'ha presa ma viene morali, a grattare su cose che non sono di sua competenza, poi è ovvio che insomma c'è gioco facile, dai. Stupendo, ho goduto. Va bene, allora io vorrei portare una mia piccola esperienza. Da ex cacciatore, noi in famiglia siamo tutti armati e ogni tanto andiamo al piattello a sparare. I piattelli vanno a 130 all'ora, i ladri molto meno. Sono entrati in casa un paio di volte, però li abbiamo sentiti e sono riusciti a scappare. Non le nego, pur essendo armato, che ti rimane addosso una rabbia, un nervoso, un senso di essere violato nel tuo intimo che ti rimane addosso per diversi anni. Io certe persone le capisco e quindi sono d'accordo con lei, vada avanti così, non si faccia intimidire, li schiacci tutti. Un'ultima cosa, io so che in Parlamento negli anni scorsi sono state fatte interrogazioni a proposito degli aerei che ci sorvolano nei cieli e rilasciano quelle scie persistenti. Non è vapore acqueo, sono piuttosto informato. Sono 20 anni che vedo questo fenomeno, almeno in Italia. Dal 2003 dicono che Bush e Berlusconi si siano messi d'accordo per fare esperimenti nei cieli italiani e difatti da allora hanno iniziato a devastarci, totalmente nebuloso, tutti i giorni un casino. Non so cosa stiano facendo, so che il Sole è in iperattività, lo faranno anche per filantropia, non lo so, ma mi farebbe piacere che lei indagasse e che si informasse per, non so, eventuali malattie che potrebbero scagionare. So che in America diversi stati hanno impedito questi voli, pena, carcere e cose varie, c'è scritto ovunque. La ringrazio, buone vacanze e noi contiamo su di lei. Salve. Senatore, le scie chimiche. Lo so, io l'unica cosa, io ogni tanto li deludo, più che altro io l'unica cosa che posso dire è che nella mia vita professionale, sia prima di fare politica, no? Quando lavoravo in finanza per diciamo le banche d'affari, no? E così via, sia dopo essere entrato in politica, incluso insomma ruoli abbastanza importanti come quello attuale, insomma di membro del Copasir, di piani per l'inquinamento volontario dei cieli usando gli aerei non ne sono mai venuto a conoscenza, anche perché insomma un po' mi capite, e poi oltretutto c'ho 2 figli, ci sono anch'io, non credo esiterei, no, a denunciare una cosa del genere nel momento stesso in cui ne venisse a sapere, e forse sarà anche per quello che magari se ci fossero mi tengono all'oscuro, però io non sono riuscito quindi non avendo trovato nessuna fattispecie, cioè non è che so che c'è una cosa che succede e quindi allora mi attivo per farla smettere, no? Cioè non mi risulta che ci siano attività ufficiali di inquinamento dei cieli per uso degli aerei. Poi lo so, la gente mi dice ma guarda su, è evidente, sì, ho capito, ma purtroppo non mi rimane. Le possibilità quindi dal mio punto di vista sono 2: o non c'è niente di strano ed è magari insomma ci sono delle spiegazioni naturali, no? per quello che succede, oppure è una cosa così segreta che la tengono nascosta anche a me. Ma se capite che se è così segreta la tengono nascosta anche a me, non è che se io faccio un'interrogazione mi rispondono, no? Capito? Senatore, senta, siccome questa storia delle scie chimiche io la metto anche con la storia che non siamo andati sulla Luna, cioè un cumulo di fregnacce, mi permetto di dirle questo. Le voglio raccontare una cosa io invece, che mi è successa qualche settimana fa. Vado alla stazione di Castano Primo una domenica mattina perché dovevo fare un biglietto del treno. Arrivo, sono quasi le 10:30 del mattino e mi trovo davanti un uomo e una donna, proprio le classiche facce slave, le classiche facce diciamo da russi,
che stanno parlando tra di loro in una lingua slava, e questi poi abbordano sia me che mia moglie parlando in inglese perfetto, senza inflessioni, ci chiedono il treno per Saronno a che ora passerà, perché loro devono andare a Como. Allora io insomma gli diamo le informazioni del caso, scambiamo 2 battute sulla Russia, gli dico che la Russia è un grande paese, che ha una grande letteratura, malgrado tutto, eccetera, eccetera. Ci salutiamo, quelli si vanno a prendere il treno. Dopodiché io rifletto su una cosa, e la cosa è questa, senatore. Che ci fanno 2 russi ben vestiti? Tra l'altro lei aveva una specie di tubino bianco e calzava dei sandali verniciati bianchi. Lui era il classico russo, insomma, che si vedeva che era un russo che stava abbastanza bene, magro, ben curato e in ordine. Ecco, che ci fanno di domenica mattina in un paese dell'Alto Milanese di poco più di 10.000 abitanti a prendere il treno? Primo, chi ce li ha portati lì? Perché se sono turisti, zaini non ne avevano, non avevano niente di tutto questo, quindi uno dice, ma come si fa? Quindi qualcuno deve averli portati a prendere il treno a Castano. Secondo, vanno a Como. Io mi permetto di dire che a 20 km di distanza da Castano c'è la linea d'assemblaggio dell'F-35 a Cameri. Como non è lontano da Ispra, dove l'anno scorso c'era stato quel sorvolo di droni lì sulla sede cos'era, del CNR o di qualche realtà della nostra difesa. Per cui, sa, le dico la verità, ora glielo racconto qua in diretta davanti a tutta l'Italia. Io qualche domanda me la sono posta davanti a questo strano incontro, una domenica mattina di metà giugno a Castano Primo. Vabbè, ma gli spionaggi poi ci sono. Voi avete visto anche il caso esecrabile di questi militari che ex carabinieri e anche ex oltretutto agenti, sì, che vendevano le informazioni agli agenti russi. Ecco, quello non è una cosa inventata, è successa davvero. Insomma, cosa devo fare? Cioè, io penso che la patria non debba mai essere tradita, e in questo modo poi è particolarmente vergognoso. Però lo spionaggio c'è. Sì. Senatore, io... Grazie. Grazie, ci vediamo allora settimana prossima. Grazie ancora. Grazie a tutti, arrivederci. Pausa e torniamo con Michele, Susan dei Marinai, 1971. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. Sette mesi d'alto mare, quando sbarchi cerchi lei e ti pare di tornare da Madama Butterfly. Susan de Marinai non fa problemi mai, un regalino e poi il resto è tutto per noi. A volte dice no, quando ha bevuto un po', dice da ora in poi, ragazzi parto con voi. C'è tempesta questa notte, mare mosso, forza 6. Le lenzuola sono vere per i sogni che le dà. Susan e Marinai non fa problemi mai, un regalino e poi il resto è tutto per noi. A volte dice no, quando ha bevuto un po', dice se tu vuoi me
portami in mare con te. Occhi sicuri, stelle polari, è quel che cerca in noi. Sogna di mari, di antichi velieri, ma poi non parte mai. Susan De Marinai non fa problemi mai, un regalino e poi il resto è tutto per noi. Hey, a volte dice no, quando ha bevuto un po', dice se tu vuoi me, portami in mare con te. Susan dei Marinai, la trovi in tutti i bar, dice un bicchiere poi. Ragazzi parto con voi, c'era una volta sai, Susan De Marinai, disse un bicchiere poi. Ragazzi parto con voi, c'era una volta sai, Susan De Marinai, disse un bicchiere poi. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! A te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19:37 minuti e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1238 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Questa è l'ultima parte della trasmissione. Allora, abbiamo una telefonata allo 0292947222. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, che si dice? Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bien, ladies and gentlemen, good evening. Radio Libertà, la talk radio, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Ebbene, che si dice? Che qui fa veramente tanto caldo, isola di Caporizzuto, dalle parti di Crotone, della nostra bella Calabria. E dunque, vabbè Michele, a te piace vincere facile però. Ebbene sì. Dunque, andiamo alla mia rubrica? Il punto di Michele Caruso. Un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, di origine marocchina, in Italia da quando aveva 7 anni, regolare, osato di sottotitolare di un'impresa di macchinaggio impegnata nella logistica, è morto ieri a Bologna in via Svevo, nel cuore del Pilastro, quartiere popolare multietnico, durante un intervento della polizia. Aiuto, basta, sono state le sue ultime parole, mentre gli agenti lo bloccavano a faccia in giù, come si vede nelle immagini di un video in cui gli agenti cercano di portargli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanestarlo. Sembra quasi lo stesso caso dell'afroamericano che scosse le coscienze in America, che venne ucciso per asfissia sotto il ginocchio di un agente di polizia che lo aveva bloccato sul collo una volta riverso a terra. Poi il caso Cucchi, dove gli agenti delle forze dell'ordine lo hanno malmenato in caserma fino a procurargli la morte. Comunque è un caso che veramente fa riflettere e grida vendetta al cielo. La polizia, racconta un testimone, era arrivata sul posto dopo che qualcuno del condominio aveva sentito che urla provenire dal garage, ma lui non ha fatto niente. Aggiunge il testimone, era un po' agitato, chiedeva soltanto aiuto. Fakir era lì per fare visita ad alcuni parenti e secondo i racconti di alcuni testimoni sul posto era in forte stato di agitazione, era in escandescenze. I poliziotti, prima di bloccarlo, avrebbero infatti anche utilizzato uno spray urticante. A parlare dopo l'accaduto anche la sorella della vittima. Non sappiamo cosa sia successo, dice Conisti, molto scossa. Lo sanno loro, la polizia, cosa è successo, l'hanno ammanestato ed è morto, lo hanno aggredito loro, ci sono testimoni.
Nel frattempo l'Aula di Bologna ha disposto un'indagine interna per fare luce sull'episodio Tocur e la questura di Bologna ha fatto sapere che le body cam dei poliziotti verranno subito messe a disposizione del PM Domenico Ambrosino. La Giacchiusa che è mosso lontano da ogni qualsiasi forma di hubris ad hoc e riguarda la questura face to face vis-à-vis con la vittima, che intanto ha fornito la sua ricostruzione dei fatti. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati evitati dati cittadini anche a seguito del danneggiamento di un'auto. I poliziotti hanno richiesto immediatamente anche l'ausilio dei sanitari del 118 e dopo l'autorizzazione di contenimento effettuate anche la presenza sanitaria, l'uomo è deceduto. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Repora, e il presidente della regione, Michele De Pascale, sono intervenuti sul fatto che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Nella serata di ieri, intanto i residenti del Pilastro hanno lanciato un presidio per protestare contro quello che i parenti di Abdelharim Fakir hanno definito un assassino di Stato. Si è svolta in Piazza Nettuno a Bologna una manifestazione indetta dallo stesso sindaco Lepore per essere uniti e ritrovarsi nonostante gli sconvolgimenti delle tensioni tra i cittadini e gli agenti di polizia per essere vicini alla comunità del Pilastro. In un momento così doloroso bisogna ritrovarsi per chiedere verità e giustizia sulla morte di Abdelharim Fakir, per un momento di accoglimento e riflessione, per affrontare uniti questa tragedia come Bologna sa fare. Chi era Abdelharim Fakir? Una persona estremamente gentile, educata, rispettosa, un lavoratore che si preoccupava della sua azienda e dei suoi dipendenti. L'ultimo dei suoi assistiti che avrebbe immaginato una fine del genere, dice la sua avvocata Barbara Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la riconferma del permesso di soggiorno. Ricorda il 42enne è morto durante un intervento di polizia al Pilastro. La legale racconta di aver conosciuto Fakir alla fine dello scorso anno, lui era già perfettamente in regola, si trattava semplicemente della riconferma del permesso di soggiorno. Viveva regolarmente in Italia fin da bambino, sottolinea. Spinelli descrive Fakir come una di quelle persone, oggi sempre più rare, pur avendo il suo numero personale per emergenze, non ha mai fatto pressioni, ne è chiamato fuori orario. Quando le chiedeva di sollecitare il procedimento, lo faceva sempre con grande educazione, spiegando le sue ragioni, ringraziando modi che oggi sono quasi desueti. Secondo la legale il 42enne era un uomo dal cuore buono, con una forte senso di responsabilità. Aveva un'attività lavorativa dei dipendenti e parlava come un buon padre di famiglia, anche se non aveva figli. Era preoccupato per il futuro della sua azienda e per le persone che lavoravano con lui. Ha manifestato i modi legati alle entrate in vigore del nuovo patto europeo sulla migrazione. Aveva una paura immotivata di essere mandato via dall'Italia e cercava di rassicurarlo. Lei diceva che era l'ultima persona che avrebbe dovuto avere paura perché aveva tutti i documenti in regola. Le relazioni della politica, soprattutto la senatrice di Alleanza di Sinistra Recucchi, ha annunciato un'interrogazione parlamentare commentando così l'accaduto. Quello che vediamo nel video di Bologna è un fatto estremamente grave. Si tratterebbe dell'ennesimo caso di un uomo in chiaro forte stato confusionale che chiede aiuto e invece di avere soccorso viene bloccato dalle forze dell'ordine e si dirà che è morto per asfissia posturale. Mi auguro che non sia così, che non sia l'ennesimo caso come quello che è successo a Riccardo Magherini e Federico Aldovrandi. La magistratura dovrà fare sì che la giustizia faccia il suo corso. E concludo anche le parole molto importanti del cardinale Zuppi, l'arcivescovo di Bologna, il presidente della CEI, Comunità Episcopale Italiana, è vicino nella preghiera a chi soffre da quanto accaduto ieri al Pilastro, dove ha perso la vita una persona, e esprime vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che stanno soffrendo e che sono coinvolti nella drammatica vicenda. Zuppi una nota invoca Dio perché in questo momento non prevalga l'odio, la violenza, anche verbale, nei social, la strumentalizzazione per nessuna ragione, ma rispetto, il dialogo e la giustizia a cui tutti devono affidarsi nel rispetto del diritto e delle istituzioni. In questa sofferenza, conclude Zuppi, la Chiesa ricorda di non stancarsi di costruire percorsi di pace, di riconciliazione e di incontro affinché prevalga la forza dell'amore che ci viene donato da Gesù, seminatore di bene nel cuore di ogni persona. Un tuo commento sarebbe gradito, Antonino. Da Michele Caruso, grazie e buona serata a tutti. Allora, grazie. L'unica cosa che dico è che c'è troppa emotività attorno a questa vicenda e preferirei che di questa cosa se ne occupassero gli inquirenti. E non mi piace il fatto che in questo paese
quando succedono queste cose, a prescindere, la polizia, i carabinieri, gli sbirri, come si suol dire, facciano tutti schifo. Perché se vi fanno così schifo, quando poi arrivano i ladri, non chiamateli. Chiudiamo con Amy Stewart, You Really Touched My Heart del 1978. Noi ci fermiamo qui, appuntamento domani, solita ora, 18:15, trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà, alle 20 aria fritta. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.